Allora, siamo con Stefano Cucca da Sorso, vero? Da Sorso. E Stefano Cucca è un personaggio o meglio, è diventato personaggio in quest'ultimo periodo perché ha deciso tutto in una volta di licenziarsi, poi ce lo confermerai, da una grandissima azienda come direttore generale perché voleva inseguire un sogno, perché poi in realtà era un sogno che poi si è trasformato in un'idea e quindi ha deciso di fare ben 32.000 chilometri in bicicletta in giro per il mondo. E quindi ti chiedo, Stefano, intanto quando nasce un'idea di poter fare 32.000 chilometri in bicicletta e soprattutto in quanto tempo li hai fatti? Diciamo che il progetto nasce negli Stati Uniti, dove ho vinto una selezione per la creazione di una piattaforma dove le persone potevano scrivere, leggere e condividere modelli di sviluppo economico alternativi al consumismo. Così appunto finisco in Silicon Valley, il progetto piace molto, supero delle selezioni. Una sera, mentre pedalavo con il direttore del corso, prima di raggiungere il Canada dove avrei dovuto fare una gara, lui mi disse: la tua idea è molto bella, ma rischia di diventare quasi una pubblicazione universitaria, un qualcosa di molto scientifico. Perché non trovi un'idea, un qualcosa che renda cool questo progetto? E io così, mentre eravamo in bicicletta, dissi: in realtà 2 anni fa avevo pensato di fare il giro del mondo in bicicletta. E lui mi disse: ok, fermati, torniamo da noi. Quindi siamo ritornati in ufficio, abbiamo cancellato quello che era il titolo del mio progetto ed il progetto è diventato il giro del mondo in bicicletta, quindi strumento alla ricerca di storie e stili di vita sostenibili. E quindi l'8 giugno scorso sono partito da Sorso, che in realtà non è la mia città natale, perché la mia città natale è Sassari, ma gli abitanti di Sorso sono famosi perché si narra siano folli a causa dell'acqua che scorre in una fontana. E quindi io sono voluto partire da là e ho attraversato l'Italia, tutta l'Europa fino all'Islanda, poi tutti gli Stati Uniti, dalla costa est alla costa ovest, passando anche dal Canada, poi ho fatto Giappone, Cina, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia, Singapore, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia, Botswana, per entrare poi dalla Turchia, Grecia e Italia. Certo, è davvero un'impresa, Stefano. In realtà di tutto questo potremmo trascorrere ore a parlare perché insomma, a parte il viaggiare, ma mi incuriosiscono molte delle cose che hai fatto. Magari avremo modo di farlo in una seconda vita, magari, perché hai tanto da raccontare. Non è anche facile da raccontare, quindi tu sei qui ospite della Notte del Golf al Convento San Giuseppe a Cagliari, sarai presente durante la premiazione, credo che sarai premiato da parte degli olimpionici per questa tua impresa che non è veramente da poco, però ci ripromettiamo anche qui per EIA-TV che tu, chissà, magari potremo trascorrere qualche ora insieme, perché di ore ci vuole per parlare di questa. Però voglio sapere una cosa da te, di tutta questa impresa, in realtà qual è la cosa che maggiormente ti torna più alla mente? Un momento, un cosa esattamente? Diciamo che la cosa veramente particolare di questo progetto è che è stato anche il motivo di ancora maggiore entusiasmo, è che nel mondo ci sono persone fantastiche ovunque, e ovunque nel mondo le persone hanno cercato di aiutarmi e mi hanno chiesto se avessi bisogno di aiuto in qualsiasi punto del mondo, dalla Cambogia lungo il Mekong River fino a New York. In qualsiasi posto ho trovato persone fantastiche che mi volevano aiutare. Non hai mai avuto paura? Ma no, in realtà no. No. Avevo una tenda, un sacco a pelo, bene o male dormivo in un posto chiuso ogni 4 giorni per lavare le cose che avevo con me, ma poi se si pensa di attraversare stati come appunto l'Australia, gli Stati Uniti, diciamo che è difficile trovare magari ogni giorno, perché io facevo più o meno 100-150 km al giorno, e quindi sono anche zone dove magari tra una città e l'altra sono 400 km, 800 km, quindi così dovevo un po' adattarmi, mettiamola così. È stata veramente una follia per quanto mi riguarda, perché io non riuscirei veramente a fare 10 km al giorno, ma tu sei anche un Ironman e quindi insomma sai fare molto. Grazie Stefano. Quanto sei dimagrito in questo viaggio? Ma bene o male ho mantenuto il peso, perché sono partito abbastanza in forma, quindi sì, bene o male lo stesso peso. Quindi un sardo nel mondo, Stefano Cucca, grazie.